Vicino a casa mia ci sono le mutande di Mimia che sembrano una fattoria perché sono piene di animaletti esotici, perché lui non cura molto l'igiene intima. Pensate che ha delle piattole che sembrano tartarughe, Ai, così 1,8 kg pesano. In addirittura. queste mutande qua che sono stese nello stendino si aggrappano tutti questi animaletti attirati, no? Attratti che ne so, dall'olezzo che sprigionano. E quindi ci sono tanti animaletti che si attaccano proprio. E per esempio sembrano una fattoria proprio di insetti. Ci sono animaletti tipo la formica, Ai, la farfalla, la vabbè. cicala, poi per esempio c'è un buco così in queste mutande proprio dalla parte di dietro, evidentemente lui sprigiona, e qua c'è una ragnatela che ha tessuto un ragno bellissimo, un ragnetto grosso, Tessuto. anche questo ragnetto, e infine un animaletto a sorpresa. Partiamo con una bella canzoncina, Aio. si intitola La mutanda di Mimia. La mutanda di Mimia, Ia 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 iao. oh, sembra una fattoria, Ia iao. la formica, Ica, 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 ca, ica, ica. la mutanda di Mimia, ia ia oh.